Presidente Zanette, allora un 2016 positivo per il Prosecco DOC. Sicuramente possiamo, con i dati che stiamo completando e raccogliendo, considerare un'annata veramente positiva in termini di crescita, di volumi, ma quello che ci dà grande soddisfazione è l'aumento in termini di valore nei mercati principali di riferimento e con una crescita di oltre il 15%, che vuol dire una certificazione, un aumento di bottiglie di 55 milioni rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto un incremento importante a livello di spumante, siamo passati al 79% dell'export, il 21% in Italia. La Gran Bretagna è diventato il primo paese in assoluto dove si beve più spumante in assoluto, e con una crescita significativa, ma che ha avuto un aumento anche in valore. Mi riferisco anche a un mercato nuovo come quello francese, che ha avuto una crescita del 70% in più rispetto ai 12 mesi di riferimento dell'anno precedente, ma con un incremento come crescita di bottiglie oltre l'11%. Questi sono come valore. Questi sono dati sicuramente che vengono anche confermati da quello che è stato l'andamento del Veneto in generale, con i dati presentati ieri all'Onigo, dove il Veneto va a posizionarsi come quarta potenza a livello mondiale dal punto di vista produttivo, però è al sesto posto in termini di valore, è al sesto posto in termini di produzione. C'è ancora spazio per crescere? Presidente, qualcuno dice si rischia l'inflazione. No, nel nostro caso assolutamente no, perché quello che si sta facendo è sicuramente seguendo la richiesta dei mercati, ma in modo molto molto prudenziale. Il rischio che abbiamo in questo momento qui è che, avendo una richiesta di mercato molto importante, non avendo magari la produzione adeguata che possa soddisfare questo, che ci sia un innalzamento esagerato del valore della materia prima e di conseguenza anche del prezzo della bottiglia sullo scaffale. In questo momento qui stiamo seguendo molto bene appunto questo rapporto tra domanda e offerta, e l'innalzamento del valore è stato positivo e ci dà anche sicuramente per il futuro ci dà una certa tranquillità, perché il consumatore riconosce l'aumento del valore ma anche della qualità del prodotto, e questo è importante a livello internazionale. Adesso abbiamo anche la denominazione Prosecco Trieste. Allora, quello del Prosecco Trieste è secondo me una grande opportunità che viene colta da alcuni produttori, in particolare da Andrei Bolè, che è il primo che va a utilizzare questa menzione, che è una menzione Trieste, non è che sia come qualcuno è uscito dicendo che era un nuovo marchio, un nuovo vino. Questo è un vino che che è autorizzato, anzi è contemplato nel disciplinare già dal 2009, solamente che nessuno fino adesso aveva capito che poteva effettivamente entrare in questo mondo, sicuramente ottenendo delle grandi soddisfazioni. Senta, lei che ha assaggiato, qual è la differenza allora tra il Prosecco diciamo veneto, possiamo definirlo così, e questo friulano? Non è sempre all'interno della denominazione un Prosecco che va a racchiudere tutte le caratteristiche che sono quelle sicuramente indiscutibili, che sono quelle della freschezza, dei profumi. Dopo è un fatto soggettivo quello di apprezzare più o meno un prodotto. Se è comunque frutto e figlio del nostro territorio, è giusto che abbia la propria dignità e il proprio riconoscimento. Il mondo intero vorrebbe fare e vuole fare, qualcuno riesce a farlo anche come Prosecco falso, evocando il termine secco. Qui nel territorio anche del Carso, del Friuli Venezia Giulia, si può fare un ottimo Prosecco all'interno delle regole, e ben vengano queste nuove aziende che
ci permetteranno sicuramente di avere anche, dare l'opportunità al consumatore di avere un prodotto che ha magari che possono ritrovare delle caratteristiche diciamo territoriali diverse, ma che comunque vanno a rispecchiare la tipicità del prodotto. Presidente, tante soddisfazioni, anche qualche polemica, cioè il Prosecco finisce ancora nella cronaca. Ma molto spesso viene utilizzato come veramente cavallo di Troia per fare notizia, molte volte viene utilizzato in malo modo. Dal mio punto di vista anche dando molte volte una cattiva informazione, finché la fa qualche giornale può essere accettata, anche se non la apprezzo quando si fa cattiva informazione, si fa disinformazione, quando la fanno delle TV pubbliche diventa veramente una cosa disdicevole e negativa. Le polemiche possono starci perché siamo diventati un emblema del Made in Italy a livello mondiale, ci sono tanti che ci fanno degli apprezzamenti, che ci stimano, c'è qualcuno ai quali diamo anche fastidio. Sul rapporto con il territorio però volete continuare a investire, a puntare? Ma certamente deve esserci un rapporto con il territorio sempre maggiore, non possiamo sicuramente trascurare questa connessione che c'è tra attività produttiva e realtà sociale, tessuto sociale, che poi sono anche dei consumatori, i primi divulgatori del nostro Prosecco, del nostro bene. Quindi sempre più attenzione a quelle che sono le attività a livello proprio agronomico, con grande attenzione per l'ambiente e per il rispetto della salute e dei cittadini.